Bene, grazie, e per me è un onore accogliere qui a Palazzo Ferrofini il capitano di vascello Gianfranco Bacchi. Attualmente qui a Venezia, a Mari Studi, l'Istituto di Studi Militari Marittimi, responsabile dei corsi dopo essere stato a lungo in Olanda presso la NATO, poi a Roma responsabili delle relazioni esterne e cerimoniali dello Stato Maggiore della Marina, comandante di varie navi, oltre che dello yacht Capriccia che la famiglia Agnelli donò alla Marina Militare Italiana, il che ci spiega che il capitano di vascello Bacchi è un grande velista. E solo un grande velista può fissare come il punto più alto della propria carriera il comando della nave Vespucci, una delle navi più belle al mondo, forse la più bella. Emozionante quando mette a riva tutte le vele. Non chi comincia, ma quel che persevera è il motto attuale di Nave Vespucci, un motto che è un autentico punto cospicuo, non solo per il comandante, ma per tutti gli ufficiali, i marinai e gli allievi che si formano tecnicamente e culturalmente, cui fare sempre riferimento anche nei momenti di maggior difficoltà. Alla fine del secondo conflitto mondiale, quando la nave gemella Colombo fu ceduta all'Unione Sovietica per poi finire purtroppo nel 1963 vittima di un incendio ad Odessa, il motto della Vespucci era saldi nella furia dei venti e degli eventi, che inquadra perfettamente la difficoltà di quegli anni. Come vedete, nave Vespucci, la veterana della flotta italiana, sta veleggiando verso i 100 anni di storia. Non è solo una nave bellissima, ma è sintesi e parte della nostra storia nazionale. E forse per questo quando la vediamo rimaniamo sempre emozionati, perché ci parla non solo del nostro ultimo secolo, ma della grande tradizione marinaria italiana, sintetizzata negli stemmi delle 4 repubbliche che cappeggiano appunto nella bandiera della nostra marina, sia militare che mercantile. Comandare nave Vespucci non è da tutti, richiede competenze grandissime, qualità, e la nostra ambasciatrice nei principali porti non solo europei. E nel comando di nave Vespucci credo che per il capitano di vascello Gianfranco Bacchi il punto più alto sia stato il 22 agosto del 2020, quando entrò a vele spiegate passando dal Mar Grande a quello piccolo a Taranto lungo il canale, lungo circa appunto 400 metri e largo 58. Le immagini alle mie spalle si riferiscono proprio a quel momento. Uno solo prima di lui era riuscito in questa impresa, però in uscita dal Mar Piccolo, se ben ricordo il 14 maggio del 1965, al comando di nave Vespucci il figlio del vento Agostino Straulino, il mitico Tino di Lussinpiccolo, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Helsinki, classe star, una delle figure più importanti della vela italiana di tutti i tempi. Capirete tutti perché è emozionante dare il benvenuto a chi seppe eguagliare Straulino. Il capitano di vascello Bacchi è un grande maestro della vela, un romagnolo di Forlì che ama il mare, che ha fatto del mare gran parte della sua vita, insegnando innanzitutto questa passione e il rispetto che bisogna portare ai suoi allievi, sin dai tempi appunto dello yacht Capriccia fino appunto a nave Vespucci ed oggi all'Istituto di Studi Marittimi, quindi veramente una carriera improntata a, penso, alle esperienze più belle che la Marina Militare possa dare. Aggiungo poi che tra le doti di questo straordinario interprete dell'antica arte marinaria italiana, l'amore per la musica e il pianoforte, la ricerca dell'armonia dunque continua anche in anni difficili come quelli della pandemia, che coincidono per il capitano di vascello Bacchi con il suo comando appunto a nave Vespucci. Dunque un altro motivo di riflessione, perché non dobbiamo dimenticare cosa è stato il Covid, lo stiamo ricordando tra l'altro in queste ore in aula, per chi ha continuato a lavorare in quei mesi drammatici affrontando difficoltà non marginali. Io ringrazio la collega Elisa Cavinato, a quale lascerò condurre anche il resto dell'incontro, che ha promosso questo evento, perché ci ha dato occasione di incontrare un grande della Marina italiana e, avendo parlato fin troppo, lascio a lei la conduzione della giornata. Grazie ancora per la presenza e grazie per tutto quello che ha fatto e sicuramente farà ancora per la nostra Marina. Grazie a lei Presidente. Elisa. Grazie Presidente.
Benvenuto comandante, grazie a tutti per gli intervenuti. Niente, io ho conosciuto il comandante l'anno scorso in occasione del premio Opsicella nel comune di Monselice, mi ha colpito molto la sua carriera, ho pensato che potesse presentare il libro qui in consiglio perché sicuramente è un contributo culturale importante e di peso. Niente, lascerei la parola al comandante. Sì, io ringrazio il Presidente, ringrazio il consigliere Cavinato, ringrazio tutti voi, in particolare per essere qui, per avere la pazienza, per aver avuto la pazienza di aderire a questo incontro. Per me è veramente un onore, non è insomma semplicemente una formula da recitare, è un onore essere qui, non me lo sarei mai aspettato fino a 2 anni fa, fino a quando non ho avuto la possibilità, insomma 3 anni fa, di assumere il comando del Vespucci, e di lì si sono aperti diverse prospettive di punti più alti, fra cui anche questo. Sì, ci siamo incontrati in occasione anche lì di un evento che mi ha preso un po' alla sprovvista, perché sono stato invitato a ricevere un premio non a casa mia, lontano da casa mia, un premio che in realtà aveva una connotazione apparentemente locale, e quindi diciamo mi trovo in quest'onda, a surfare quest'onda che mi permette comunque di essere ancora a bordo. Ecco, la cosa più bella di tutto questo, che in realtà non sono mai sbarcato dal Vespucci, nonostante diciamo dal punto di vista cartolario non sia più il comandante dal 19 settembre del 2020, non mi ricordo neanche più, 21 anzi, mi sento ancora molto a bordo, quindi grazie veramente per questa occasione. Posso fare una domanda? Visto che oggi è il momento di attualità, stiamo parlando di Covid, lei ha avuto la conduzione se così si può dire, dell'Americo Vespucci durante il periodo Covid. Cosa significa comandare una nave durante un periodo così difficile? Intanto nasce come una disgrazia, ovviamente, per comandare una nave come il Vespucci, che era una nave predestinata ad effettuare il giro del mondo, per cui io avevo avuto il comando della nave qualche mese prima, avevo avuto il comando del Vespucci nell'ottobre del 2019 con questo programma, quindi mi è stato dichiarato questo programma dal capo di Stato Maggiore della Marina, dall'allora capo di Stato Maggiore della Marina e dal ministro Guerini, qui a Venezia. Mi trovo qui a Venezia, ero comandante del Vespucci da 10 giorni praticamente, eravamo qui per fare presenza durante l'attività di simposio, che è un evento che si ripropone, che noi organizziamo ogni 2 anni qui a Venezia, e mi viene annunciata questo programma molto, molto ambizioso, molto, molto interessante, appunto il Giro del Mondo, programma che doveva vedere la nave essere presente ai Giochi Olimpici di Tokyo. Quindi io in 4 mesi, diciamo da novembre fino a marzo, ho avuto la possibilità di preparare la nave. Quindi preparo la nave sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista delle provviste, del vino, eravamo pieni di vino a bordo, perché sì, dovevamo portare il Made in Italy nel mondo, e quindi quello poteva essere il bene più esportabile. Per me era il vino, che potevo portare le mozzarelle, anche se le mozzarelle italiane sono fantastiche, però insomma. Allora avevo approvvigionato la nave di vino e avevo l'equipaggio al completo. Questo fino ai primi di marzo, quando poi invece è scoppiata la pandemia. Quindi la pandemia mi ha trovato pronto a partire per un'esperienza come il Giro del Mondo, 18 mesi, 33 porti, tutti i mari, Capo Horn, quindi tutte le imprese, diciamo, professionali di vita più importanti, in particolare per un marinaio, e invece mi trovo appunto a comandare una nave in un porto da cui non mi sarei potuto muovere, con tutta questa gente, tutti questi marinai che vedevano crollare le loro aspettative, quindi è stato veramente un momento drammatico, oltre che per quello che stava succedendo, che poi sarà successo in 2 anni, perché poi ci sono stati tanti morti, è stata veramente una tragedia per tutti, ma anche nella gestione immediata di un gruppo che aveva tutt'altre aspettative. Quindi ho dovuto riunirli sul Cassero, quindi nella parte poppiera della nave, e appunto comunicare che non avremmo più fatto il Giro del Mondo, ma anzi avremmo dovuto prendere delle predisposizioni, delle precauzioni che la pandemia ci stava dettando. Quindi ho dovuto svuotare la nave nel giro di pochissimo tempo, siamo rimasti in 30 da 400 per consentire alla nave di sopravvivere, e poi con una turnazione che è andata avanti fino a giugno
appunto mantenere un approntamento per fare non so cosa, non sapevo cosa, perché non avevo idea, non c'erano programmi, non si sapeva quello che avremmo fatto, siamo entrati nel lockdown, quindi eravamo tutti quanti chiusi, murati in casa con la sola possibilità di portare fuori il cane, insomma era questa la situazione, e noi eravamo nella stessa condizione in un porto in 30, quindi è stato complicato. Io devo dire, in quel momento ho avuto un'ispirazione che non so da dove e da cosa sia arrivata. Quando ho salutato l'equipaggio dicendogli non partiremo la settimana prossima per il Giro del Mondo, anzi vi devo mandare a casa, io dissi una cosa che buttai lì, cioè dissi voi andate, ma sappiate che noi prima o poi partiremo, e quando partiremo faremo qualcosa che non dimenticheremo più. Ma non avevo un'idea di quello che sarebbe successo, perché non c'erano programmi. Invece poi diciamo che la conclusione di questa assemblea è venuta proprio dopo l'ormeggio della nave a Taranto, a seguito di questa navigazione. So che hai portato dei video, comandante. Sì, ho portato dei video perché io sono qui in realtà in una veste un po' particolare, cioè sono qui perché ho scritto un libro e non me lo sarei mai aspettato. Anche questa è stata un'esperienza per me nuova, molto stimolante, chiaramente ho affrontato la scrittura con tanta curiosità. Ho scritto un libro. Perché ho scritto un libro? Non è che tutti i 124 comandanti del Vespucci abbiano scritto un libro, anzi mi risulta che l'abbia scritto praticamente nessuno. L'ho scritto perché al rientro della campagna addestrativa 2020, quindi la campagna quella che è stata poi battezzata secondo me anche impropriamente comunque come campagna Covid, ho trovato in banchina a La Spezia un collaboratore di una casa editrice che mi ha chiesto di incontrarmi, quindi ci siamo incontrati e mi ha proposto la scrittura di un libro. Ha detto guarda, la casa editrice che rappresento vorrebbe che lei scrivesse un libro su questa esperienza, in particolare su questa campagna e anche sulla sua vita. Per cui io ho detto, ma io non lo so, io più di una mail non è che abbia mai scritto in vita mia, quindi posso provarci, però insomma non posso dare certezza di riuscire a scrivere addirittura un libro. Chiaramente c'è stato tutto un processo autorizzativo, perché insomma io sono un militare, anche se non sembra, però non posso fare quello che voglio, soprattutto parlando di una nave militare o comunque di esperienze militari. Quindi è stato un processo autorizzativo e io durante questo processo autorizzativo, che come per tutte le istituzioni, tutti gli enti statali è particolarmente lungo, io ho iniziato a scrivere. In realtà io ho impiegato una settimana a scrivere il libro e l'autorizzazione 6 mesi per arrivare, però quindi sono stato molto precoce. Perché? Perché mi sono reso conto che quando uno scrive è come quando uno suona, cioè io suono, a me piace tantissimo suonare, come ha detto il Presidente, ho imparato prima a suonare che a leggere e scrivere, e quando inizio a suonare così anche i miei figli, in particolare mio figlio grande, non smette più, cioè non riesce più a fermarsi, a meno che qualcuno non gli batta sulla spalla e gli dica guarda hai finito perché non ce la facciamo più. E per me è la stessa cosa, e quando ho iniziato a scrivere non riuscivo più a fermarmi. Quindi ho continuato a scrivere fin quando non ho finito. Dopo una settimana non ho più niente da scrivere e quindi il libro era completato. Quindi io in realtà sono qui per presentare il libro, che non è un libro sul Vespucci, è un libro sulla mia esperienza che va dai 18 anni, da quando sono entrato in accademia, fino appunto al comando del Vespucci. Devo dire che il titolo è molto lascia spazio a tante cose. Che cosa significa il punto più alto per lei? In realtà, devo dire la verità, anche qui è stata una botta di fortuna, perché ci vuole fortuna nella vita. Intanto io sono qui a parlare del libro dopo 2 anni che è uscito, cioè il libro è uscito già da 2 anni. La casa editrice, quando ha pensato di fare questo progetto, mi ha confessato, guarda, noi siamo una piccola casa editrice, vorremmo avere nella nostra raccolta un libro che parli di un marinaio, ci aspettiamo insomma una vendita che vada dalle 700 alle 800 copie, per noi questa è la tiratura media. Ecco, questo libro sta vendendo intorno alle 10.000 copie. Perché? Cioè, io non sono Ken Follett, quindi non è che ho scritto un capolavoro, però è un libro che ha destato tanto interesse, un interesse effetto domino. Uno quando scrive un libro mi sono reso conto che poi ne perde il controllo, cioè una volta che il libro esce non hai più controllo di quello che hai fatto. E questo libro è uscito dal controllo, perché prima mi ha portato a parlarne in circoli nautici, in club nautici o realtà legate alla nautica, anche scuole, istituti nautici. Poi diciamo i classici centri di riunione
come insomma associazioni come Lions, Rotary, li ho fatti quasi tutti in Italia, Lions, conosco tutti i Lions e i Rotary d'Italia, ormai potrei fare il cerimoniere anche loro. Da di lì invece poi ha preso un'altra piega, ha preso la piega aziendale. Cioè, adesso io vado in giro per le aziende a presentare questo libro perché è diventato un vettore di un messaggio di leadership o di esempio di leadership, quando in realtà la parola leadership, se la cerca in 260 pagine, non la trova mai, cioè non c'è scritto da nessuna parte il termine leadership, perché non l'ho fatto per quello. Per cui non mi ricordo più la domanda iniziale, però insomma il libro è perché il punto più alto è che è nato in maniera fortuita, perché avevo messo in copertina di questo libro, che non aveva un nome, una foto che mi aveva fatto un marinaio, una bellissima foto, però non ha sufficiente risoluzione. Da dietro, io ero a sedere in una sedia tipo regista dove avevano scritto il mio nome, perché sennò mi portavo via le sedie degli altri. Allora avevano scritto il mio nome, io avevo la mia sedia, la mettevo ai centri e passavo ore in questa sedia a guardare la nave in velata. Quindi questa foto mi ritrae mentre guardo la parte più alta della Brody Maestra, quindi le vele di Controveraccio e di Veraccio. Questa è la foto che avevo scelto da mettere in copertina, quindi quando ho messo la foto in copertina ho detto ma stavo guardando il punto più alto della nave, e da lì poi si è scatenato è stato un processo a ritroso, non è che ho pensato a un significato per poi scrivere, no, al contrario, cioè io ho visto la foto, ho detto guarda il punto più alto, ma perché il punto più alto? Il punto più alto si può associare anche alla possibilità di avere un orizzonte maggiore, perché io quello che vedo dal piano di coperta non è sicuramente quello che vedo a 60 metri di altezza, quindi salgo a 60 metri, ho un orizzonte molto più chiaro, ed è un po' la metafora della vita, cioè più uno si sforza di fare un qualche cosina in più, o comunque di essere curioso, di salire un gradino per avere un orizzonte più alto, e più sono le possibilità di raggiungere degli obiettivi appunto ambiziosi. Quindi alla fine racchiude un po' tutti questi significati. Anche il punto più alto, come dicevo prima, è anche il fatto di essere qui a parlare di me e del mio libro, non me lo sarei mai aspettato fino a qualche tempo fa. Direi che vediamo i video. Allora, i video però devono essere introdotti, allora, se no dopo non c'è. Sì, il video. Perché i video? Perché io ho fatto la campagna della pandemia, cioè io invece di andare a Alessandria d'Egitto, a Singapore, tutti i porti che erano già pronti, io sapevo perfettamente quello che avrei fatto nei porti del giro del mondo. A un certo punto mi hanno fermato e mi hanno detto devi fare una campagna particolare, cioè devi accettare una sfida. Per me accettare sfide è il pane quotidiano, però il mio comandante in capo mi disse devi fare una campagna addestrativa in giro per il mare senza fermarti. Ho detto in che senso? È che non puoi fermarti, perché tu parti con una nave in bolla, si diceva, cioè con l'equipaggio che è stato sottoposto a una quarantena di 15 giorni, quindi un equipaggio che è sicuramente negativo al Covid, quindi non è contagiato e non può contagiarsi, quindi non puoi andare nei porti. Quindi devi partire e poi affiancarti solamente a qualche banchina nel momento in cui finisci l'acqua, finisci i viveri, sarebbe capitato prima o poi, il carburante, altrimenti devi stare in mare. E dove devo andare? Vai dove vuoi. E questo si è trasformato nell'ordine più bello che io abbia ricevuto in 35 anni di militare, a cui dicono fai quello che vuoi, cioè non capita mai, soprattutto con una nave come il Vespucci, cioè, è come dire prendo un charter di 15 metri e vado dove voglio. Invece avevo il Vespucci, cioè, una cosa meravigliosa. Il problema era come fare stare buoni 400 marinai in poco più di 70 metri di scafo, perché quello non era un problema da poco, perché la nave è 100 metri ma in realtà la parte abitabile è meno di 80 metri. Per cui partiamo e andiamo dove vogliamo. Allora dove vogliamo? Intanto andiamo a vela, cioè, la prima cosa che abbiamo detto, si va a vela, non c'è nessun motivo di andare a motore, perché non devo arrivare da nessuna parte, quindi il motore non accendiamo. E infatti iniziamo ad andare a vela, andiamo a vela, c'era un po' di scirocco, siamo saliti su fino al Golfo del Leone, poi di lì come sempre parte il maestrale, quindi scendiamo. Scendendo passiamo per le bocche, quelle abbiamo parlato prima, però bocche era un po' troppo banale passare per le bocche, quindi abbiamo navigato in mezzo all'arcipelago di Maddalena, c'era un bel ponente, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un po' di manovre, un po' di strambate nell'arcipelago di Maddalena, e poi continuiamo a scendere con maestrale e arriviamo fino allo Stretto di Messina. Mi ricordo la domanda adesso, no? Perché sembra che magari mi sia perso la domanda, ma stavolta me la sono ricordata. Quindi si scende nello Stretto di Messina, appena ingaggiamo lo Stretto di Messina arriva la notizia della scomparsa del maestro Morricone. E diciamo che a 399 persone non interessava nulla, a me interessava molto. Fra l'altro Morricone ha suonato qui a Venezia nel 2008-2007, qualcosa del genere. Io mi sono perso il concerto ed ero a Venezia, quindi non me lo sono mai perdonato, perché io ero destinato a Venezia, ma non ho avuto la possibilità di andare.
Quindi la morte di Morricone per me era una persona musicalmente molto importante, mi ha veramente emozionato, insomma mi ha toccato. Quindi scendiamo, facciamo la Maina Bandiera in mare, accendiamo le luci, cerchiamo di fare tutto quello che normalmente si faceva in porto, ma noi non potevamo fare in porto, e poi chiedo di mettere musica di Morricone negli altoparlanti esterni, davanti a Taormina. Mettono il tema d'amore, io mi alzo dalla mia postazione di comando, vado al pianoforte e suono il tema d'amore, inizio a suonare il tema d'amore di Morricone. E a quel punto il mio ufficiale di rotta mi dice: ma comandante, perché non facciamo un video? Noi facciamo sempre dei video con un drone, una cosa che avevamo imparato a fare perché era qualcosa che avremmo fatto durante il Giro del Mondo. Mi dice: perché non mettiamo lei che suona Morricone come insomma, parte audio di questo video che facciamo? Quindi decidiamo di fare questo video col comandante che suona Morricone, che ora possiamo mandare il video di Morricone, perché poi vi spiego che cosa è successo. Questo è il passaggio dello stretto con 24 vele aperte. Qui siamo a Taormina. Questo l'abbiamo chiamato il tramonto tricolore, una cosa che si faceva in porto, ma noi lo facciamo in mare davanti alle città costiere, perché davanti in porto non potevamo andare. Ecco, questo video ha scatenato un terremoto, uno tsunami mediatico, perché tanto in Marina non era mai stato fatto un video del genere, insomma non c'era mai stato diciamo, un personalismo di questo tipo, che poteva essere visto male, magari in un altro periodo, in un altro momento storico, però in questo periodo particolare invece è stato visto molto bene, perché il Vespucci è stato concepito come un simbolo d'Italia in giro per i nostri mari in un momento particolarmente difficile come quello appunto dell'uscita del lockdown, quindi della pandemia comunque ancora piena. E allora cosa è successo? È successo che dopo questo video qui, che ha fatto 2 milioni di visualizzazioni in una settimana, una roba incredibile, cioè è stato acquisito da Canale 5, da Italia 1, da Sky, insomma è andato un po' in onda ovunque. Io sono stato contattato da tantissime amministrazioni locali costiere che mi chiedevano di fare dei video, dei tributi, per cui mi hanno chiamato da Napoli, da Ischia per fare un tributo a Pino Daniele, in Sardegna, a Genova. E quindi io ho girato, ho detto io adesso intanto vado col vento, perché io ho una missione da marinaio, non tanto da musicista, e poi se riusciamo a venire nelle vostre coste, perché il vento ci porta lì, perché no? Diventa anche per noi un sorta di divertimento, diventa anche una missione sociale da un certo punto di vista. E quindi è andata esattamente così. Io ho iniziato a prendere quindi un po' di scirocco, sono salito su, ho fatto un video, abbiamo fatto un bellissimo video di fianco a Stromboli, poi siamo passati dalle coste fra Ischia e Procida, perché poi mi piace passare nei canali quelli che sono proibiti, quindi ho chiesto l'autorizzazione di poter passare fra Ischia e Procida, al Vespucci non si nega mai nulla, e lì facciamo un tributo a Pino Daniele. Poi adesso saltiamo, poi andiamo in Sardegna invece è stato proprio uno studio del tributo alla Sardegna, perché mentre in campagna è chiaro che uno suona Pino Daniele, cosa può suonare, ma in Sardegna abbiamo detto: ma cosa suoniamo per la Sardegna? E allora mi è venuto in mente un inno sardo, che è il No poto riposare, un inno di inizio Novecento, che però andava cantato, quindi è nata anche la ricerca di elementi che potessero in qualche maniera costituire una sorta di formazione musicale con cui fare questi tributi. Ed era una formazione dinamica e non è sempre la stessa, perché poi una volta abbiamo inserito il flauto, un'altra volta il violino, e quindi nasce il tributo alla Sardegna, che per me è stato meraviglioso, perché hanno cantato due marinai, il fornaio Andrea Moi, il fornaio di bordo, e una marinaia di 19 anni, e poi uscivano musicisti da tutte le parti, cioè a un certo punto io facevo queste cose e intanto mi veniva qualcuno, anche il comandante in seconda: comandante, ma io posso suonare la chitarra? Perché sei capace? Ma sì, io l'ho portata, non pensavo si potesse suonare, ma a sto punto. Quindi sono nate queste informazioni. Se puoi mettere il video della Sardegna.
E quindi noi navighiamo facendo tantissimi posti di manovra alla vela, perché andavamo praticamente sempre a vela, e poi la sera ci concedevamo queste formazioni per produrre questi video musicali per i quali ci davamo sempre un tempo molto limitato, avevamo 2 o 3 giorni, perché poi ci si spostava, non è che si poteva mandare il tributo alla Sardegna quando già eravamo da un'altra parte. E quindi continuiamo a fare questa cosa per tutta la campagna addestrativa. Arriviamo a Genova, e anzi in quel caso è proprio il capo di Stato Maggiore della Marina che mi chiama e mi dice, eravamo in Sardegna, mi dice: Bacchi, devi andare a Genova. E come mai, ammiraglio? Non era una campagna in cui ero libero? No, devi andare a Genova, poche storie, perché c'è l'inaugurazione del Ponte San Giorgio e io sono lì col capo dello Stato, per cui l'aeronautica manda le frecce tricolori e noi quindi dobbiamo assolutamente mandare il nostro assetto di prestigio, quindi vai col Vespucci. E ce la fai? Io ho guardato, insomma il meteo mi permetteva di arrivare a Genova, e quindi saluto il capo di Stato Maggiore e lui invece mi dice: no, aspetta, ferma, però devi fare un tributo a De André. Come un tributo a De André? Perché devi fare un tributo a De André? E io sono romagnolo, cioè si sente un po' anche dall'accento, non riesco a trattenere le mie emozioni, quindi la mia risposta è stata: io non sopporto De André ammiraglio, per cui non posso suonare De André. E lui dice: guarda, secondo te, Bacchi, mi interessa? No, capisco che non è necessariamente una cosa che possa rappresentare un ostacolo, però ecco, allora vai e suona De André. Per cui io in questi 3 giorni ho dovuto imparare De André, farmelo andare giù, perché non mi piaceva suonare De André, a me piace suonare di tutto, ma De André non è una cosa che pianoforte, non c'entra nulla. Per cui ho dovuto cercare, insomma, una sorta di playlist, e quindi abbiamo creato un medley su De André, che ho dovuto mandare a lui prima di mandarlo, insomma, online, perché poi chiaramente voleva capire se si è fatto un lavoro decente. E quindi arriviamo a Genova e facciamo questo tributo a De André che il regista ora manderà. Complimenti. No, alla fine è venuto, insomma. Comunque è venuta. È venuta. Nonostante tutto. Nonostante tutto, sì. Perché secondo lei l'Americo Vespucci è la nave più bella del mondo? È semplicissima la risposta, perché è la nave più bella del mondo. Non c'è un secondo, veramente. Ce lo diciamo diciamo no. No, ma allora, lo dicono tutti quelli che la conoscono, al di là adesso della storia dell'incrocio con l'Independence, che insomma è andato come è andato, quindi la nave che ha chiesto chi siete, noi siamo la nave scuola Amerigo Vespucci, siete la nave più bella del mondo. Questa è una bellissima storia vera, non è che non sia vera, ma non è che ci volevano gli americani per dirci che avevamo la nave più bella del mondo, nel senso che dal punto di vista costruttivo è una nave perfetta. È una nave perfetta. Noi non siamo mai più stati capaci di realizzare una nave come il Vespucci. Anche adesso con le nuove tecnologie facciamo delle belle navi,
Ma il Vespucci dal punto di vista tecnico... Non ha tecnologia all'interno, la nave? Ha anche tecnologia, ma voglio dire, intanto sì, possiamo concepire come tecnologia anche il fatto di poter costruire una nave che vada a vela con 3.000 metri quadri di vele. Allora, è una nave piccola, perché una nave di 100 metri è una nave piccola, ma è un veliero grande, cioè come veliero è molto grande. Ed è un veliero costruito con tecniche tradizionali che può essere smontato in pochissimo tempo. Cioè, pensi che io quando ho completato la campagna addestrativa, già anche la prima io ho assunto il comando in post campagna, quindi tornando dalla campagna addestrativa, tornando da Venezia alla Spezia, nella navigazione da Venezia alla Spezia, noi abbiamo ridotto la nave ai minimi termini, cioè i miei nocchieri, che sono 100 marinai che si arrampicano come delle scimmie in alberata, riescono a smontare la nave, a portare giù tutti i legni. Gli alberi sono fatti di 3 parti, 2 parti in acciaio e 1 parte in legno, e i 2 pennoni superiori, quelli che vedete anche in questa foto, cioè i 2 pennoni superiori di tutti e 3 gli alberi sono in legno. Ecco, loro smontano tutto in navigazione e poi calano con queste cime di Manilla in coperta. Perché? Perché dal punto di vista costruttivo chi l'ha progettata ha pensato che la nave comunque deve essere manutenuta, deve essere anche manutenuta dall'equipaggio, e quindi è semplice. È una nave, conoscendola, estremamente semplice da gestire. Poi uno quando la guarda invece crede in una complessità impressionante, perché ci sono 30 km di cime, ci sono appunto 3.000 metri quadri di vele, di vele tradizionali, quindi in tessuto lona, e uno pensa che sia assolutamente, e invece no, invece è una nave che va conosciuta. Nel momento in cui la conosce uno si rende conto che non è perfetta. Tutti i comandanti, io sono stato il 122esimo, ora sono 124, io credo che ogni comandante abbia cercato di lasciare qualcosa di suo nella nave, cioè di mettere un qualche cosa di suo, nel senso non qualcosa insomma, di aver fatto qualcosa di particolare, perché a qualcuno capita, a qualcuno no, ma proprio di realizzare qualcosa di suo, cambiare qualcosa, che ne so, cambio la mantiglio, lo faccio in un'altra maniera, metto una vela diversa, e nessuno ci è riuscito. È una nave che è resistente al cambiamento, non c'è il concetto di resilienza, cioè lì c'è proprio il concetto di resistenza. Perché? Perché è stata fatta in maniera perfetta, è equilibrata, è una nave che prende bene il mare, e poi è l'unica nave tradizionale navigante esistente, cioè non ci sono navi come questa. Io sono partito dalla mia esperienza di comando, è citata nel libro, con una GAF proprio di questo tipo. Cioè ero qui a Venezia, quindi Venezia poteva essere anche la fine della mia carriera in quel momento, avrebbe potuto esserlo almeno, perché ospitavo tutti i capi di Stato Maggiore delle Marine del mondo. Io avevo assunto il comando una decina di giorni e vengo durante un ricevimento a bordo, vengo intercettato dal capo di Stato Maggiore della Marina cilena, il quale con questo piattino in mano, mentre mangiava un dolce, insomma, mi dice: "Ah, come lei è il comandante?" Sì. "Ma come mai questa nave ancora le vele in tessuto, insomma, vele vegetali?" Insomma, perché? Perché noi siamo una nave che mantiene, insomma, il master message caricato per bene, quindi mantiene le tradizioni, la cultura, la nave scuola. E lui: "Sì, vabbè, però insomma, è anacronistica, noi abbiamo delle navi invece che hanno già tessuti moderni, Dacron piuttosto che Mylar, va bene. Vabbè, invece noi abbiamo il Vespucci che insomma ha queste vele molto belle. Ma come mai avete ancora queste cime in tessuto vegetale?" È lo stesso motivo, perché questa è una nave tradizionale, noi conserviamo la cultura, la tradizione marinaresca. Ma no, ma ora invece noi abbiamo le cime in Spectra, in Vectran, e tutti questi tessuti molto più leggeri, molto più sicuri. A un certo punto io non ce la facevo più di reggere sto qui che continuava a incalzarmi, e gli dico: "Mi scusi, ma voi che nave avete in Cile?" E lui mi risponde: "Come che nave abbiamo? Noi abbiamo la Esmeralda." Ecco, non la conosce nessuno. Il Vespucci lo conoscono in tutto il mondo, e ci sarà un motivo, ho detto, quindi la domanda la devo fare io a lei, non lei a me. E questo se ne va arrabbiatissimo, quindi si allontana, non mi dice più nulla, se ne va col suo piattino, e io ho pensato: questo è il mio ultimo giorno di comando, cioè ho fatto una settimana, sarò l'unico che avrà una settimana scritta nel... E quindi vado subito a cercare l'ammiraglio Capodragone, cioè il capo di Stato Maggiore, perché volevo dirgli prima che arrivasse lui. E lui, per fortuna, lo trovo immediatamente, e dico: "Ammiraglio, hai fatto una gaffa." E lui: "Cosa hai fatto? Cosa hai combinato?" "Sei appena arrivato." "Sì, ho capito, però è venuto, gli ho raccontato la storia, lui si è messa lì e ha detto: "No, non ti preoccupare, se la gestisco io." Insomma, era anche abbastanza compiaciuto. Ma questo per dire, il Vespucci non c'è niente da fare, è la nave più bella del mondo, universalmente riconosciuta. Si va in Francia al raduno dei tutti i velieri del mondo, in Francia sto dicendo, cioè non è una
una nazione particolarmente morbida nei nostri confronti. Non gli porto all'accoglienza che ha qui a Venezia. Che Sì, no, è ovunque così, ovunque, in tutti i porti è così. E a volte mi chiedono ma quando poi fra l'altro io ho comandato la nave in un momento in cui non c'era neanche tanta gente in mare, perché insomma c'erano delle restrizioni per cui non tutti potevano navigare, e comunque sì, ero sempre circondato, anche come si vedeva prima all'ingresso a Taranto, ero sempre circondato da navi. Allora molti mi chiedono ma come fai non hai paura di avere dei problemi di incroci con queste navi? No, non mi curo di loro, cioè nel senso che io vado per la mia rotta, poi se ne prendo qualcuno, cioè non è una cosa che di cui mi possa preoccupare, perché ne ho talmente tanti attorno. Poi c'è sempre una motovedetta della Capitaneria in Italia che mi gira attorno e cerca di allontanare quelli che magari si avvicinano troppo, però non è così ovunque, quindi io vado, soprattutto quando vado a vela, non è che posso preoccuparmi di altri, ma comunque è così, cioè è una nave veramente universalmente riconosciuta. I francesi ci hanno sempre lasciato il posto d'onore, in Francia abbiamo fatto dei numeri importantissimi quando io ero allievo, 11.000 visitatori al giorno, superati solo da Venezia. Cioè il numero di 11.000 visitatori al giorno è stato superato l'altro ottobre, recente ottobre 2022, quando abbiamo avuto 18.000 visitatori. Cioè su Vespucci non ci sono mai stati 18.000 visitatori in un giorno, c'era una fila interminabile, mi hanno detto, perché io poi non sono più andato a bordo, io non sono più salito a bordo da quando sono sbarcato. Era una cosa incredibile, per cui insomma, è così, è la nave più bella del mondo, insomma. Dobbiamo farcene una ragione. Chiedo se qualcuno ha domande. Marco. Questa è una domanda bellissima, anche perché devo dire no, è servito dopo. Marco, consigliere di Venezia. Sì, no, ma l'ho già conosciuto quando sono venuto l'altro mese, sì. Dunque il vino, noi siamo partiti con questo patrimonio, cioè il vino, fra l'altro avevamo preso vino buono, perché chiaramente, e l'avevamo preso con la wild card, sono il comandante del Vespucci, che non sapevo di poter usare in maniera così, cioè io ho chiamato casualmente una casa vinicola e ho chiesto dell'Amarone, volevo dell'Amarone, perché insomma un vino importante, e volevo un Amarone anche buono, di quelli, e quindi ho detto ma io vorrei delle casse di Amarone da personalizzare, mettere l'etichetta, e subito loro no, subito rigidità, no, noi l'etichetta mettiamo solo la nostra, perché non è che possiamo, ma neanche l'etichetta del Vespucci, perché noi, ma come, perché il Vespucci? Io sono il comandante del Vespucci, glielo regaliamo. Ho detto come? No, io non voglio nulla regalare, cioè no, magari me lo fate pagare poco, però, e quindi mi hanno fatto un prezzo veramente, manco la bottiglia di vetro, e quindi abbiamo comprato tantissimo Amarone, perché insomma alla fine costando poco, quindi abbiamo comprato tantissimo Amarone, e ho detto cavolo, se funziona così faccio così anche con le bollicine, quindi ho chiamato anche le cantine di Franciacorta, uguale, glielo regaliamo, no, io non voglio che mi regalate nulla, quindi pagato poco, quindi ci ha riempiti la nave di vino. Ma aveva un senso, dovevamo fare 33 porti, poi chiaramente non sarebbe bastato, però avevamo già dei contratti per farcelo mandare anche all'estero. Allora, col primo passaggio importante che abbiamo fatto, che è quella navigazione nell'arcipelago di Maddalena, alla fine della navigazione dura più o meno 6 ore, è una navigazione che il Vespucci non aveva mai fatto. È interessante perché uno passa in mezzo alle isole strambando, cioè facendo che strambare col Vespucci non è come strambare con un 470, però molto molto interessante, molto bello. Alla fine passiamo nel passo delle Bisce, che è un passo abbastanza stretto fra l'isolotto delle Bisce e Capoferro, e passiamo dallo stato delle Bisce, e dopodiché io vedevo che c'era grande soddisfazione, e ho detto vabbè, allora nella soddisfazione portiamo su un po' di bottiglie di vino, e abbiamo iniziato a festeggiare questi passaggi. Quindi ogni volta che facciamo una navigazione particolare che ci dava particolare soddisfazione, arrivavano su queste casse di vino e noi abbiamo consumato il vino che era destinato per il giro del mondo. Figuratevi, poi concludo perché insomma è anche un orario abbastanza. Da Genova io ricevo sempre delle telefonate molto interessanti, quella prima di Genova è stata quella del capo, poi a Genova ricevo la telefonata del numero 2 della Marina, che era la persona che mi aveva dato la nave per fare questa campagna addestrativa particolare, insomma, con gli allievi senza fare sosta. L'ammiraglio Treu, che è la persona che ha scritto la prefazione del libro. Per me è una persona importantissima. Lui mi chiama e mi dice Bacchi, tu devi rientrare fra 15 giorni, insomma, più o meno 15 giorni. Io ero in mare davanti a Genova, faccio sì, devo lasciare gli allievi il 22 di agosto a Taranto. Ecco, va bene, te la senti di fare la navigazione attraverso il canale navigabile a vela? Io certo, e come, non guardi neanche la carta? No, ho detto, non devo guardare niente, l'ha già fatta Straolino in uscita, la nave era la stessa, non è che ci vuole, cioè, se lui ce l'ha fatta in uscita,
si può fare anche l'ingresso. È chiaro che me la dovrò studiare, ma soprattutto la domanda la faccio io a lei, perché io le sfide le accetto, però ci sono delle condizioni. E qual è la tua condizione? La condizione c'è il vento. Cioè, posso scegliermi la giornata di poter fare questo ingresso, perché non è che posso entrare con maestrale, cioè se devo entrare ho bisogno di avere lo scirocco. E lui no. Il 22 agosto è il giorno, non puoi entrare né il 21 né il 23. Quindi se il 22 agosto c'è vento, bene. Altrimenti entri in motore, la nave è entrata 4-5 volte a Mar Piccolo a motore in 90 anni, quindi comunque è un ingresso molto suggestivo. E va bene, per cui va bene, per me non c'è nessun problema. Da quel momento lì ho iniziato a preparare quindi questa navigazione, che è una navigazione, non è un'impresa, è una navigazione impegnativa, ma va studiata, va provata, va capita la nave. E noi l'abbiamo studiata, l'abbiamo provata, abbiamo fatto dei team che mi avrebbero dato una mano e poi siamo andati a fare questa navigazione. E fra l'altro qui ho avuto veramente la grande dimostrazione dell'arte del comando, non espressa da me, ma espressa dall'ammiraglio Treu, che per me è un fratello maggiore, una persona per niente morbida. Il suo soprannome è Pitbull, lui è un pilota di aerei da caccia e il suo soprannome nella cockpit dell'aereo era Pitbull, quindi si mangiava le persone anche solo a guardare, poi lo si vede poi nel video. E questa persona che mi ha chiesto di fare questa navigazione, la mattina del 22 di agosto si è fatto trovare a Taranto. Quindi mi ha chiamato e mi ha detto: va, che io sono a Taranto, metti a mare un motoscafo e vieni a prendere. Quindi io ho messo a mare un motoscafo, lo sono andato a prendere, lui è venuto a bordo, io gli ho spiegato la manovra, perché lui diventava l'autorità più anziana a bordo, quindi diventava lui il responsabile della manovra. Io gli ho spiegato la manovra, lui mi guardava come un cane guarda la televisione, cioè non stava capendo nulla di quello che stavo raccontando, perché chiaramente lui aveva fatto tutt'altro nella vita, io me l'ero studiata bene, e a un certo punto mi dice: la manovra la devi fare tu, quindi fai questa manovra, io mi fido, falla bene e finisce qui. Lui mi ha affiancato, affiancandomi si è preso la responsabilità giuridica e disciplinare, perché io andavo incontro a una sanzione disciplinare perché stavo andando a contravvenire il codice della navigazione. Per cui la storia che Straulino si è preso il rimprovero, l'encomio, quando fece il passaggio, ecco, io sono stato ancora più fortunato perché io ho preso solo l'encomio e perché il rimprovero non se l'è preso nessuno, a meno che non se lo sia preso l'ammiraglio Treu, che questo non lo so, non mi è dato a sapere, però perché lui è stato con me e mi ha delegato una manovra importante, quindi lui ha veramente espresso il massimo livello di arte del comando, della gestione delle risorse umane, perché mi ha delegato un qualcosa di cui non era a conoscenza, cioè sulla base della fiducia. Questo per me è una cosa che mi fa venire ancora i brividi, cioè, tutti dovremmo imparare da una persona come l'ammiraglio Treu. Quindi io vado giù e facciamo la manovra. La manovra adesso magari se la vuoi far vedere, che il passaggio mi sembra sia il 5-6, insomma il video. Anche questo fatto con un tributo musicale a Morricone, perché poi alla fine facciamo sempre tributi, ma avevamo preso la ruzzola, come si dice da noi in Romagna. Passaggio canale. Non è partito bene, mi sa. No, se no puoi mettere quello che avete preso da YouTube, tanto è sempre, va bene anche quello, insomma, non c'è il tributo musicale, questo magari ve lo canto. Quella era la persona che vi avrei fatto vedere. No, questo è il video, insomma, quello che avete preso voi. No, però sento che c'è l'audio di altri video, quindi magari ce ne sono altri che sono partiti, forse sono sovrapposti.
E fra l'altro è stata una navigazione che non abbiamo neanche pubblicizzato. Cioè, noi siamo arrivati a Taranto e siamo entrati in Mar Piccolo. Diciamo che la gente che si è radunata nelle due sponde, diciamo, del canale navigabile, si è radunata perché ha visto la nave in velata, ha sospettato, poi c'erano magari dei parenti di marinai, però non è stato qualcosa che abbiamo pubblicizzato. Perché? Perché il rischio del fallimento era un rischio abbastanza elevato, e quindi la Marina non poteva sbilanciarsi, insomma, dire passerà il Vespucci a avere spiegate, perché poi se il Vespucci avere spiegate finisce sul Castello Aragonese non è una gran figura. Quindi hanno detto vabbè, al limite ci giochiamo il comandante. Però era tutto pronto, c'era il capo Stato Maggiore, c'era l'ammiraglio Vitiello, insomma c'era la banda che ci aspettava, la fanfara, quindi loro erano pronti, però insomma non si poteva tanto, e comunque la gente si è radunata. Questo è un periodo, comunque ancora era la seconda ondata di Covid, la gente andava in giro con le mascherine, purtroppo sì, se no avremmo fatto veramente il pienone. E qui in questo passaggio, poi dopo la chiudo perché insomma divento noioso, l'aspetto simpatico è, adesso qui si vede il rimorchiatore a poppa, questo qui è la manovra di rientro per ormeggiare al canale navigabile. Quando ho fatto la manovra, mentre finivo la manovra, l'ammiraglio Treu, che non aveva detto una parola, era stato sempre serio, di fianco a me, serissimo, per quelle braccia conserte, mi dice: ma Bacchi, ma i rimorchiatori, perché Straulino quando è uscito aveva i rimorchiatori, una proa e una poppa, e io guardo e gli faccio: ammiraglio, ma secondo lei noi abbiamo bisogno di rimorchiatori? E lui mi guarda e mi dice: mamma mia, sei veramente... Invece me l'ho dimenticato. Io mi ero dimenticato di chiamare i rimorchiatori, perché i rimorchiatori in assistenza, cioè, vanno chiamati, perché se la manovra va male qualcuno si deve buttare lì e quindi anche Straulino giustamente aveva fatto appennellare l'ancora di corrente e aveva chiamato i rimorchiatori, che nelle foto si vedono una proa e una poppa. Invece nei miei video non ci sono rimorchiatori, non ho rovinato i video e le foto perché mi sono dimenticato. Però quando sono entrato dentro ho chiamato l'ufficiale di rotta, perché poi ci dovevamo ormeggiare e lì avevo assolutamente bisogno di rimorchiatori. Quindi ho chiamato l'ufficiale di rotta e faccio: Fede, chiama subito i rimorchiatori e speriamo che vengano in tempo, perché siamo senza rimorchiatori. Anche lui, cavolo, non ci abbiamo pensato, perché eravamo talmente concentrati nella manovra, in come concepire questa manovra, che abbiamo fatto come una barca a vela normale. Cioè io avevo il prodiere, io avevo l'omino sul bompresso, si chiamava Fulvio, avevo l'omino sul bompresso che mi dava l'allineamento. Con una radio mi diceva esattamente, perché io poi vedevo la manovra da una posizione laterale, quindi non era centrale, non riuscivo a vedere esattamente l'allineamento, quindi avevo bisogno di una persona che in radio desse al mio ufficiale di rotta, insomma, i gradi di sfalsamento che riprendeva con rilevamento dal centro del canale, quindi esattamente come una barca a vela tradizionale. E quindi tutti concentrati in questa cosa qui senza rimorchiatori, quindi dopo alla fine arrivano i rimorchiatori di corsa e riusciamo a fare la manovra invece di ormeggio lì, esattamente nella parte. Ecco, questo qui è l'ammiraglio Treu. Complimenti, comandante. Sì. E grazie per essere stato qui con noi. Grazie a lei, grazie a voi tutti. Ora si vede. Certo.